Un sit-in per denunciare la grave situazione che secondo i sindacati si verrà a creare a partire dal 1 gennaio 2019 col trasferimento all'ENAS deciso unilateralmente dalla giunta regionale delle dighe Enel del Taloro, del Coghinas e del Flumendosa, con annessi gli impianti di produzione dell'energia elettrica. Un atto unilaterale che, denunciano i sindacati, rischia di far ripiombare il settore idroelettrico in Sardegna nell'incertezza più totale, mettendo in discussione importanti investimenti già pianificati da Enel e precarizzando circa 100 posti di lavoro diretti e numerosi altri dell'indotto. Con questa manifestazione, hanno spiegato i rappresentanti sindacali, vogliamo denunciare alla pubblica opinione questa grave situazione in cui la Regione e l'attuale maggioranza al governo si assumerà la responsabilità per le conseguenze che rischiano di avere per la nostra isola. La Regione il 20 novembre 2018, nonostante le denunce dei sindacati, ha emanato i decreti del Presidente della Giunta, proseguendo un percorso unilaterale che secondo CGIL, CISL e UIL, oltre a centinaia di posti di lavoro, rischia di mandare in fumo gli investimenti programmati dall'ente elettrico sul territorio sardo, che solo nel 2019, tra diretti e indiretti, ammontano a 8 milioni di euro. Il trasferimento degli impianti all'ENAS causerebbe inoltre il mancato versamento ai comuni interessati di circa 4 milioni di imposte locali IMU.